Eccoci, buongiorno e ben ritrovati con una mela al giorno. Io sono Simone Girardilla, al mio fianco, per mia e per vostra fortuna, c'è sempre Luciano Bresciani. Ciao Luciano, intanto ciao, come stai? Saluti a tutti Io i alla nostri italiani. grande. È un po' che siamo assenti da questo, però adesso che ho risentito queste note dolci, soffiate, dice il Becker. C'erano le elezioni, noi le abbiamo lanciate, però, benissimo. Però è valso la pena. Vabbè, certo. Adesso ci sono i ballottaggi. Cioè, non è che noi quando non siamo in radio loro pigliano i voti, porca miseria. Io sono preoccupato di perdere il posto. Luciano, poi adesso ci sono i ballottaggi, ci sono tre città in particolare, Dalmine, Bergamo, appunto nella Bergamasca e anche Bitonci a Padova. Quindi forza in bocca al lupo, oltre ai referendum andare a votare. Siamo in ritardo, abbiamo dato l'azione alla politica, perché è la politica che fa anche tutte quelle cose che ci sostiene in tutte quelle cose che noi stiamo dicendo e ci diciamo, e quindi siamo ben lieti di aver fatto questo sacrificio. Credo che lo siano anche i nostri ascoltatori e credo che abbiamo avuto un buon segnale, che Salvini ha saputo giocare molto bene la partita, di conseguenza forza ragazzi, sì, ripartiamo. Luciano, come si dice, anche se l'ora non è forse la più adeguata, perché veloce, tanta carne al fuoco, come si dice. Siamo molto stretti. 0266203529 per intervenire con noi in diretta, ve lo ripeto, 0266203529. I temi sono uno su tutti, perché mi piace molto, era una tua vecchia battaglia quando da assessore regionale alla sanità, sul numero cosiddetto programmato in università. Il ministro Giannini ha detto dal prossimo anno via. Finalmente c'è qualche orecchia che ci ascolta. Sono 3 anni e mezzo che lo diciamo, sono passati tanti ministri e tutti ammiccavano e facevano il sorrisino, e adesso finalmente abbiamo il ministro dell'istruzione che deve essere colta, probabilmente laureata. Anche se a molti qualche dubbio rimane. Allora, il primo passo è che si è aperto e si è tolto il numero chiuso. Io ho sempre detto non si può chiudere l'intelligenza nel mortaio delle capacità di finanziamenti statali, giusto? Bene, e c'è anche il diritto allo studio. 3 anni e mezzo di battaglia, finalmente il ministro Giannini ci ha ascoltato e ha dato l'ok. Abbiamo ancora qualche orecchio che non è ancora assuefatto a questo discorso, perché se tu tagli delle possibilità di accedere alle università, tu rinunci a delle possibili conoscenze, culture e forza della cultura e della competizione nella ricerca italiana, che ohimè sta cominciando proprio a languire, perché non ci sono soldi per la ricerca, che venga i danè per l'università, fai il numero chiuso e scegli i figli dei primari e i figli dei politici, e dopo se c'è qualcuno che rimane e deve, quello fa il gregario dei figli dei primari e dei figli dei politici. Questo è quello che sta succedendo nel nostro paese. È ora di farla finita. Quali sono i problemi? I problemi sono che abbiamo fatto il primo passo, e il primo passo richiede altri passi. Quali sono gli altri passi? Che non puoi prendere tutti gli studenti che non sono più numero chiuso e buttarli nelle stesse aule. Devi dare le aule, devi dare gli insegnanti in proporzione adeguata, e devi finanziare finalmente la cultura e la cultura dei cittadini e la crescita della comunità. La ricerca devi finanziare, e devi smettere di mettere i soldi nelle banche dei marchi. È ora di finirla di mettere i soldi nelle banche dei marchi. Chiaro? E quindi abbiamo finalmente un po' di speranza, perché un ministro ha capito, non era il ministro dell'università. Il ministro dell'università è preoccupato perché probabilmente deve trovare i soldi e non glieli daranno. Il ministro della salute è preoccupato, la Lorenzin. Sì, il ministro della salute. Sanità, per me sanità, salute, sai. Ma forse non lo sa nemmeno lei cosa sta facendo. Vabbè, comunque è il ministro della salute. Allora il ministro della salute sarà preoccupato, certo, perché deve trovare aule, costruire gli spazi, le strutture, trovare i soldi da dare agli insegnanti, e di conseguenza riuscire a soddisfare il bisogno del cittadino, che è basta numero chiuso. E di conseguenza il governo deve andare avanti con questo discorso qui del rinnovare e cercare di capire che i soldi dei cittadini essere investiti per fare dei prodotti, e i prodotti per noi sono competizione in Europa, non schiavismo in Europa. Buongiorno, è con noi in diretta, prego. Pronto? Sì, ciao, prego. Qua. Sì, salve, Filippo da Padova. Ciao Filippo. Ciao. Io volevo fare giusto una considerazione per quanto riguarda la formazione. Bravo. Che riguarda sia la categoria dei medici, ma qualsiasi categoria che abbia la necessità di essere formata. Io sarei abbastanza
caustico su questo, perché mi rendo conto sulla mia pelle che è tutto l'impianto formativo che è sbagliato. Cioè, mi spiego meglio, anche un liceo al giorno d'oggi non forma niente, ma non forma niente perché per la mentalità che si è diffusa a partire dal 68, secondo me, di voler includere per forza tutti, di dover dare per forza un posto a tutti, di dover anche a colui che per sua costituzione non può farcela fare una certa scuola, perché magari rispetto a qualcos'altro abbiamo creato delle scuole che non preparano un accidente. E io ho fatto un liceo scientifico e secondo me, lo dico sulla mia pelle, ho sbagliato scuola, io dovevo fare un'altra scuola. Il problema è che se andavo a fare la scuola che probabilmente era più adatta a me, poi alla fine sarei andato in una struttura che non era una scuola, era un casino, era un disastro, perché le scuole come, non so, gli istituti tecnici di agraria, certi istituti professionali, sono diventati tutto perché un ente di formazione e hanno per questo perso una dignità che anni addietro i miei nonni, i miei bisnonni invece avevano da una scuola del genere. Chi usciva dall'istituto tecnico di agraria era una persona rispettabilissima, con un titolo di studio che valeva qualcosa. Adesso non vale capito il concetto, ti ringrazio. Io ti rispondo in questo modo. C'è un fine disegno che non vuole l'Italia competitiva in Europa e di conseguenza cosa si fa? Si deindustrializza, si abbatte la capacità di poter fare la formazione che dici tu e quindi la squadra non è formata e di conseguenza pian pianino loro si illudono di poter ridurre l'Italia a uno stato coloniale. Noi invece crediamo di dover continuare a predicare come stiamo facendo sul numero chiuso. Sono 3 anni e mezzo che io picchio e ho visto dei ministri della sanità fare dei sorrisini perché si occupavano di altre cose, si occupavano di vendere, insomma, di piazzare qualche macchinario anche magari. Allora facevano i sorrisini e poi dopo si sono trovati che quest'anno noi cominciamo a prevedere che ci mancheranno 7.600 specialisti perché non li hanno formati, non li hanno previsti prima. Si fa tattica nel nostro sistema, non si fa strategia. Questo paese deve cambiare. Noi siamo per un'Europa che non ci ostacoli e che ci sviluppi. Non siamo per un'Europa che ci renda a essere chiaramente schiavi non più di Roma, ma schiavi della Merkel, e poi quando viene la Merkel di qualcun altro. Loro hanno cercato coi carri armati, poi non sono riusciti coi carri armati e adesso vengono con un'altra forza incredibile che si chiama la moneta e hanno trasformato il marco in euro, in modo che non si chiama più marco ma marco è. Questo è il problema. Finalmente abbiamo un'alleanza con Le Pen, forza Matteo, perché è da qui che noi cominciamo a far crescere finalmente la capacità l'Italia di poter andare in Europa e dire io penso, non io faccio. Luciano, permettimi anche una considerazione personale. A me piace molto la scelta, quindi quando dobbiamo criticare questo governo lo facciamo e non siamo certo gentili. A me piace. In questo caso, secondo me, il ministro Giannini, che forse c'entra ben poco con questo esecutivo, è stato lungimirante. Vede lontano. Perché comunque è una battaglia di libertà, lo era 3 anni e mezzo fa e finalmente oggi. Però il problema non capisco è che perché bisogna negare a uno tirare studente fuori la possibilità di diventare un medico, anche magari disoccupato, ma se ha voglia di studiare medicina, perché negarlo? Certo. Insomma, il lavoro non è assicurato da nessuno. Non ripeto le cose di prima, però voglio dire, questo non basta. Perché questo vuol dire fare un po' la Trussardi di tutti gli studenti. Bisogna creare le strutture, bisogna creare i professori, bisogna creare la capacità di poter insegnare a un numero adeguato di persone, non a uno stadio. Capisci? Quindi questo è il primo passo, complimenti. Adesso vediamo l'improvvisazione di Matteo Renzi. Che cosa ci dà? A proposito, non avremmo qualcosa da dedicare a Matteo Renzi? C'è Charlie Parker che ha scritto un bellissimo pezzo sull'improvvisazione. A Matteo Renzi, perché improvvisi e ci porti l'università al finanziamento e ci porti a non avere più il numero chiuso che è un sistema sovietico. Intanto ha regalato a pochi 80 euro e molti dicono che sia stato quello il motivo per cui vabbè, il motivo è che non sono andati a votare gli altri, per cui se non vanno a votare gli altri vanno a votare solo quelli che votano comunismo e allora vedi che vanno su in
clinici che ci servono per curare i cronici a casa e non nell'RSA come qualche genio sta pensando di fare. Noi i cronici li vogliamo curare a casa. L'abbiamo fatto anche noi questa operazione. La vera telemedicina. Con la Sanofi, ti ricordi? Ah, certo. Che si chiamava Type 1. Type 1, perché? Che è tipo 1 di diabete che non produce l'insulina. Allora noi avevamo chiesto all'industria collaborazione, la Sanofi ha fatto la squadra, Colnago ci ha messo le biciclette e noi abbiamo mandato a farla a Milano-Sanremo 11 corridori capitanati da John Sutherland, che è un diabetico di tipo 1 che non produce insulina e aveva una pompetta di insulina come gli altri 11 da una parte dell'addome sottocutanea di iniezione e un altro rilevatore di glicemia dall'altra parte, con il medico che aveva il controllo, il tablet in ammiraglia del sistema e un telecomando. Quando la glicemia scendeva, no, si diminuiva l'insulina e quando la glicemia saliva si aumentava l'insulina. Risultato, qualcuno di loro era fra i primi sulla cipressa, per dire ai malati diabetici vi curiamo a casa, abbiamo fatto questa cosa. Ma poi dopo, quando noi abbiamo lasciato la nostra sedia, non poltrona, la poltrona di qualcun altro, le nostre sedie abbiamo lasciate, dopo quelli che sono venuti a sedersi hanno pensato che era meglio che lo facesse qualcun altro a livello centrale. A me piace molto questa idea qua perché apre le porte di nuovo a quel progetto bellissimo. Ma c'è un concetto ospedalocentrico del cittadino. C'è un concetto che noi dobbiamo adesso abbattere. Adesso l'ospedalocentrismo del cittadino. Il cittadino cronico va curato a casa e non si aspetti che diventi acuto. E si fa di tutto per impedire che diventi acuto attraverso la teletrasmissione dei segnali clinici. E siamo in grado di intervenire quando il segnale clinico va fuori scala. Non aspettiamo che si complichi per arrivare all'ospedale acuto e fare il business degli acuti. No. Perché quello non è fermo. Allora, quello della nazionale naturalmente è legato soprattutto a mandare segnali tramite una fascetta che si mette praticamente intorno al petto, diciamo così semplice, la puoi mettere a dorso nudo, metterci sopra una maglietta. Lo faccio anche io in bicicletta sul mio cronometro. Loro mandano i dati sulla forza, la velocità. Nel caso del progetto naturalmente che poi si è bloccato perché è caduta la giunta, ormai era pronto a partire ed è un grosso peccato, era legato naturalmente, riusciva quel sensore straordinario a non solo a mandare i dati via Bluetooth, quindi a una centrale in ospedale sull'impedenza, non è caduta, si è fatta cadere per dignità. Ecco, buona precisazione. Ok. Dà i dati insomma sulla frequenza cardiaca, l'impedenza, quindi c'è il liquido nelle caviglie, l'ossigeno nel sangue, insomma dava tanti dati importanti. Questo vuol dire ai pazienti cronici: guardate che siamo in grado di curarvi a casa, vicino ai vostri affetti, al vostro cagnolino, al vostro gattino, alla vostra televisione, alla vostra amante se ce l'avete, quello che volete, alla vostra moglie, alla vostra famiglia, e non fate il 48% dei costi per i cronici con ricoveri in ospedale, hai capito? Perché questo è quello che invece viene difeso. Adesso non si parla più di ospedale, il territorio sono degli presidi esterni così, i quali dovranno ospitare, quindi ospedalizzare i cronici, è altro business. E questo non sa da fare, perché con questo modo non si tagliano i costi impropri del cattivo controllo del malato cronico che è dimostrato in tutto il mondo. Certo. Però c'è un problema, che bisogna avere l'industria che lavori, l'università che faccia ricerca, bisogna fare i brevetti degli apparecchi di teletrasmissione dei dati nuovi, attuali, che soddisfino tutte le patologie fondamentali che ci sono come cronici sul territorio, cioè il respiratorio, i cardiopolmonari e anche i neoplastici, perché i neoplastici adesso stanno diventando cronici con le cure, hai capito? E vanno monitorizzati, però il respiratorio, i cardiopatici, quelli che hanno le malattie metaboliche e quant'altro, stanno a casa e trasmettono i dati come se fossero quei ciclisti della squadra all'ammiraglia, che sarà l'ospedale chiamato call center, il quale attiverà il medico di medicina generale o associato o libero in associazioni e andrà a vedere quei malati che sono sicuramente fuori scala. In questa maniera si evita che proceda il fuori scala e diventi la malattia acuta e il ricovero dell'ospedale. Bravo, e si tagliano la lista d'attesa degli ospedali per acuti. Bisogna fare gli ospedali per acuti, gli ospedali per gli stabilizzati, e li abbiamo fatti, noi li abbiamo chiamati ospedali i posti letto per i post acuti,
E poi dopo ci sono gli ospedali, ci sono le cure per i cronici domiciliari a casa. Queste sono le tre aree della medicina. Poi dopo vediamo questa grande riforma che stiamo aspettando. Abbiamo parlato di temi molto interessanti, ce n'è un altro che magari è allo stesso modo interessante ma forse un po' più scomodo, visto che negli ultimi 2 giorni la stampa, in particolare Repubblica, è tornata, forse perché la Lega non si aspettavano a sinistra che avrebbe addirittura sorpassato il 6%, stanno cercando di tirargli giù la testa. Hanno tirato fuori questa storiella, sempre legata alla sanità, del contributo di alcuni dirigenti, insomma, DG della sanità, nominati quindi dalla Lega, verso il proprio movimento. Ricordo che la legge prevede una donazione, quindi non c'è nulla di illegale, ma naturalmente è stata pesantemente strumentalizzata. Cioè quello che fanno i parlamentari sostanzialmente l'ha fatto alcuni DG, ma non in maniera continuativa. Cioè hanno cercato di capire che hanno comprato il posto di... questo è quello, perché andando il PD, perché stile Pravda. Furibondo, uno schifo. Stile Pravda. Ah sì? Come se la sanità in Lombardia facesse schifo. Allora magari merito anche loro. Ti posso raccontare una storiella? Questi direttori noi generali avevamo 48 consiglieri di maggioranza e 48 posti di direttore generale. Quando io ho sentito l'odore di brucio, che cercavano di darmene meno possibile, ho detto una cosa molto semplice. Ogni consigliere, anche qualcuno dei nostri che aveva bisogno di pagare qualche voto che aveva preso. Parliamoci chiaro, perché non è che sono tutti puliti e tutti sporchi. Hai capito bene? Ecco. Allora, quando io ho visto che la cosa diventava complessa, perché da una parte ti presentavano le liste da nominare, dall'altra parte ti dicevano che erano un po' meno i numeri di quelli che volevi tu, io ho detto una cosa molto semplice. I direttori generali li faccio io per delega e Formigoni perché il Presidente vuole così la legge. Sentito l'assessore per delega. Quindi io ho detto una cosa molto semplice, perché mi ero un po' rotto, sai quelle cose che servono moltissimo alla riproduzione. Ecco, allora ho detto, per ogni consigliere, siccome sono 49 i direttori generali da nominare e 49 i consiglieri, ho detto una roba molto semplice: 21 sono consiglieri della Lega, la Lega nomina con la sua responsabilità 21 direttori generali. E da qui l'accusa delle tue parole, manuale. E qui è venuto fuori il Cencelli. Io l'ho studiato il Cencelli e poi ho fatto anche un giro in Emilia Romagna e in Toscana, dove ho scoperto che sono tutti comunisti i direttori generali, capisci? Allora ho detto, bisogna dirglielo al PD in Lombardia. Allora ho detto, questo è il Cencelli. L'altro è che l'assessore si assume la responsabilità di nominare dei direttori generali, uno per ogni consigliere, perché è l'espressione del voto del popolo e di conseguenza siamo andati in quella strada. Non avevamo tutti amici anche nella Lega, perché qualcuno purtroppo doveva pagare il voto che aveva preso, che non era un voto politico, e quindi non è stata una cosa che ha fatto molto piacere. Però insomma, la Pravda ha dovuto naturalmente enfatizzare questa roba che io cancellavo. No, io volevo il giusto, e i nostri 21 direttori generali scelti così, quando hanno fatto la valutazione con una società terza, una società terza esterna, si sono classificati prima dei Cellini. È la prima volta nella storia che la Lega batte in sanità i Cellini. E questo è quello che noi abbiamo portato a casa. Non abbiamo fatto molto rumore, l'hanno fatto gli altri, però i nostri 21 direttori generali sono là e stanno lavorando bene. Poi se c'è qualcuno che beve del whisky e fa qualche casino, io non posso essere responsabile dei direttori generali. Sono responsabile della qualificazione che abbiamo dato al nostro sistema. Il nostro sistema è migliorato. Perché durante la nostra permanenza ha continuato a crescere, e di conseguenza possiamo dire che le balle della Pravda, che tira in ballo delle cose che ormai sono superate e dimostrate utili, servono a poco e a niente, servono solo a sperare che la Lega non cresca coi voti. Invece io penso che adesso cominci a cambiare il vento anche in Europa, perché con questa alleanza con la Francia e anche con gli olandesi, insomma, e con coloro che legittimamente dicono che è il popolo che decide il destino della sua appartenenza, perché è ora di finirla di fare del Medioevo, perché ricordatevi bene che dal Medioevo sono nati poi i re,
dai re sono nati tentativi di fare delle colonie col sud, e re Travicello invece di fare le colonie col sud si è trovato colonizzato dal sud, perché a Torino mi pare che la prevalenza dei cittadini abbiano una cultura meridionale, che non è male, non voglio dire niente di strano, però loro volevano fare le colonie, adesso l'Europa vuole fare le colonie dell'Italia. Cippi di merlo. Insomma, visto che le accuse sono qua le solito parassitismo, ma lasciali perdere questi perditempo qua, che vadano dietro le cose serie. Io ti devo anche dire una cosa, sono stato a fare un corso in Toscana e in Emilia e ho imparato da loro che loro fanno peggio di noi. Vedi. Hai capito? No, è il consiglio che diamo al PD in Lombardia. Perché insomma, tu vai a trovare un fascista che faccia il direttore generale là in Emilia Romagna o a Bologna, vai a trovare un fascista che faccia il capo, il primario di un ospedale, o sia capo di un... ma poi la stella se c'è, mi scriva, che allora faccio i complimenti alla nostra... Permettimi di dire che insomma bisogna giudicarli per il lavoro che poi svolgono, insomma, delle loro capacità. Io credo che tu li abbia sempre scelti. Io li ho scelti per onestà e competenza. Anche facendo fatica. Li ho scelti facendo fatica di farlo capire agli altri, che le deleghe erano mie, me le avevano date e io non rinunciavo fino a quando non me le toglievano. Senti Luciano, ma ieri, visto che siamo in chiusura, hai festeggiato la prima festa della regione Lombardia? Sì, visto, no? Che ieri abbiamo fatto la festa, poi sì che l'ho festeggiata. messo insieme la Rosa Camuna, sì. 800 anni dopo, finalmente la Lombardia per la prima volta nella propria storia ha la festa, una festa regionale, che ricorda naturalmente la famosa battaglia dei comuni lombardi contro il Barbarossa. Esiste il 1° maggio, esiste la festa della Lombardia. Poi adesso c'è il 2 giugno. E poi c'è il 2 giugno. Vabbè, adesso c'è un po' di casino, stanno facendo il ponte, quindi i mezzi di trasporto sono tutti bloccati. Insomma, sai, il concetto è molto semplice, che adesso Renzi, che ha questi voti, li deve pagare dando dei grandi risultati, hai capito? Ecco perché gli abbiamo dedicato improvisation, perché adesso qui bisogna andare con la velocità. Adesso basta balle però. Dei 32esimi di secondo che avevano i sassofonisti, capito? Ma però bisogna suonarla la musica, non dire domani suonerò. Sì. Dire, adesso vi faccio sentire. Ecco, appunto. E fa improvisation di Charlie Parker, la fa politicamente. Sì. Capito? Senti, ma riguardo poi tu hai accennato prima anche alla riforma della sanità, siamo veramente proprio in chiusura, abbiamo 2 minuti, vedremo che abbiamo bloccato tutti gli altri che volevano. C'è un po' di maretta, insomma, anche se poi naturalmente il Presidente Maroni ha riconfermato la piena fiducia all'assessore Mantovani, che è finito un po' insomma nel mirino ancora della stampa per alcune dichiarazioni fatte nella sua città, insomma, dove era sindaco. Senti, ma io secondo me, adesso io non voglio, ti ho interrotto, però sai che hanno aperto 14 mi sembra ospedali che ci si stia occupando di tematiche che non fregano niente a nessuno. Primo, ci sono dei pensionati che muoiono di fame. 2, ci sono dei ragazzi che devono andare a studiare all'estero e poi dopo sperare di rientrare nel loro paese per essere poi ostacolati a crescere. I ragazzi non hanno il lavoro. Capito? Ci sono i ragazzi che non hanno il lavoro, ma che cazzo se ne frega di queste porcellate che possono succedere al piccolo livello del pollaio? Ma lasciamoli perdere, no? E parliamo invece di come fare a far vivere la gente che ha le pensioni basse e che deve pagare le tasse lo stesso. Arrabbiato. No, è inutile che continuiamo a menarla, ma quello ha le case di cura e le RSA. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Sì. Noi stiamo parlando di cosette per nascondere le cose vere. Ok? Va bene. Basta, non ti dico più niente. Sei arrabbiato. Allora ci sentiamo la settimana prossima. No, io però, sai, adesso non voglio esagerare, però non è possibile. I problemi del paese sono quelli. Il lavoro, i giovani senza lavoro, l'università che non fa ricerca, l'incapacità di poter essere competitivi in Europa, cioè comprare invece di vendere. Però c'è anche un problema di corruzione. Questi sono i problemi. La corruzione c'è perché il politico è fallito con la testa e di conseguenza si deve servire i malandrini per risolvere i problemi. Perché uno che non è malandrino viene giudicato un ingenuo e allora... Poi non è mica vero che è un paese libero, perché se no non saltava né Falcone né Borsellino. Loro stavano dimostrando una cosa che è inutile che dica io perché l'hanno detta meglio loro e si vadano un po' a leggere perché. Hanno detto che il nostro non è uno Stato democratico.
Il perché andatelo a scoprire. Noi ci sentiamo settimana prossima sempre con una mela al giorno. Ciao da Simone Girardin e Luciano Bresciani. A venerdì prossimo, grazie. Buon fine settimana. Anche perché oggi abbiamo un governo che il popolo non ha dato. Non si è non dato. è eletto. Ciao!